Quando i cesti sono finalmente pieni, ci si avvia verso casa. Si pensa al grande rito familiare della sera, tutti uniti con le amiche del vicinato, per la tanto attesa sfioratura, detta Samundadura. Un lavoro riservato alle donne, che per 15 giorni consolidano amicizie, nel piacere di stare insieme. Su tutte, avvolgente, il penetrante profumo dei fiori. Nasce quasi una sfida tra chi riesce a staccare il maggior numero di peduncoli rossi facendo attenzione a non dividerli. Difficilmente in un'ora si possono separare più di 300 fiori dagli stimmi, mentre un'esperta pulitrice può ricavare in media 5-6 grammi di zafferano da 600-700 fiori all'ora. E mentre il tempo passa, ci si scambiano confidenze, in un clima di complicità. Intanto, la memoria si accende con le immagini del passato. C'è stato il 95, un anno di grande siccità, non aveva piovuto dalla primavera, non si sperava di avere fiori, assolutamente. Il terreno era asciutto, era tutto spaccato in terra, tutto spaccature. Una sera con mio marito siamo andati ed era il 10 novembre.